L'architettura, le sculture e le pitture hanno requisito una chiarezza e bellezza tali che forse erano così solo nel Cinquecento. È quasi conclusa la campagna di restauro della chiesa di San Sebastiano, uno dei gioielli del Rinascimento veneziano e tempio dell'arte di Paolo Veronese, realizzato dopo quasi 18 anni di interventi conservativi su praticamente ogni elemento ed angolo dell'edificio. L'intervento, presentato il 31 maggio, è iniziato nel 2006 ed è stato finanziato dal comitato americano Save Venice per 3,5 milioni di euro. Ora manca solo da ultimare il restauro della Cappella Lando, che dovrebbe finire a luglio, quando sul pavimento della cappella saranno reinstallate le 384 maioliche del XVI secolo che appartenevano alla famiglia Lando.